Percorreremo idealmente la ferrovia pedemontana da Sacile a Gemona. 17 erano le stazioni o fermate originarie dove ricorderemo alcuni luoghi di particolare interesse storico o naturalistico. Siamo nella stazione di Sacile dove inizieremo il nostro viaggio ideale sulla ferrovia pedemontana. Qui a Sacile il primo treno è arrivato nel 1855 sulla linea Venezia-Udine, che poi linea che è stata completata 5 anni dopo, nel 1860. La ferrovia pedemontana, che va da Sacile a Pinzano, è stata inaugurata il 28 ottobre 1930. A Pinzano si metteva poi nella linea del tagliamento che veniva da Portogruaro, Casarsa e proseguiva poi per Gemona. La tratta da Casarsa a Pinzano della ferrovia del tagliamento è stata soppressa nel 1967. Per linea pedemontana intendiamo ora la ferrovia Sacile-Gemona. Il treno per Gemona partiva dal primo binario sul quale ora noi ci troviamo. Il percorso era lungo circa 75 km e quindi si impiegava più di un'ora perché c'erano ben 17 stazioni lungo la linea. Il Livenza, o la Livenza, nasce da una serie di sorgenti carsiche tra Caneva e Polcenilo. Attraversa Sacile diviso in 3 rami e più a valle della città, per alcuni chilometri, segna il confine tra le regioni Friuli Venezia Giulia e Veneto. Anche anticamente segnava un confine tra le popolazioni celtiche del Friuli e le popolazioni antiche venete o venetiche. Sacile è ricca di acque e di vegetazione, tanto che al tempo della Repubblica di Venezia era chiamata il Giardino della Serenissima. Elementi architettonici e storici di Sacile sono la Piazza del Popolo con la loggia comunale del 300, il Duomo, le cui origini risalgono a prima del 1000, il campanile e l'adiacente Palazzo Carli. Nel Palazzo Ragazzoni, già Flangini, Bilia, Lacchin, del XV-XVI secolo, ora di proprietà comunale, sono stati ospitati molti personaggi illustri, come l'imperatore Carlo V nel 1532, il Papa Pio VI nel 1782 e Napoleone Bonaparte nel 1797. A 2 chilometri dalla stazione di Sacile c'è questa fermata, possiamo chiamarla la fermata degli studenti, perché qui scendevano e salivano gli studenti provenienti dalla fascia pedemontana. Alle mie spalle ci sono gli istituti scolastici e la presenza di questi giovani si vede bene anche dalle numerose scritte che sono incise o dipinte sul sedile o anche sui pali di questa tettoia. Alcune scritte sono veramente simpatiche e anche poetiche. Siamo così soli per la nostra età. La linea continua con un lungo rettifilo verso nord e raggiunge le prime alture prealpine. Nel percorso attraversa 2 volte il torrente Artuia, che è il primo affluente prealpino dei 6 principali che poi attraverseremo. Dopo un viaggio di circa 11 km da Sacile siamo arrivati alla prima stazione della linea, la stazione di Budoia-Polcenilo. Il doppio nome delle stazioni, che si ripete anche lungo la linea ma anche in altre linee ferroviarie anche più importanti, sta a significare il bacino di utenza che faceva riferimento alla data stazione. Vediamo la scritta di Budoia con lo stile italiano vecchio, cioè con la I lunga tra le 2 vocali, che una volta grammaticalmente era più esatto. Questa stazione non è stata disarmata,
Anzi, ci sono ancora due binari, uno con le traversine in cemento e l'altro con le traversine di legno. Il particolare delle traversine di legno è che su ogni traversina è infisso un chiodo con la data della costruzione. E famosi traversinai, cioè costruttori di traversine della nostra zona, erano gli Scliperars, appunto i traversinai della Val Tramontina. Siamo a Polcenigo, che si trova in una suggestiva conca verde ricca di acque. È attraversata dal Gorgazzo, un ramo sorgentifero della Livenza. La conca è chiusa a sud dal colle di San Floriano, alto 157 metri, organizzato nel 1972 come parco rurale pubblico per l'istruzione naturalistica. Nel centro della città ci sono alcuni storici edifici come la chiesa di Santa Maria della Salute, il Palazzo Fullini-Zaia e il Teatro Comunale. In posizione dominante sorgeva il castello medievale dei signori di Polcenigo. Fu trasformato in palazzo nel Settecento e oggi è stato anche in parte recuperato. Lungo la strada che porta al castello sorge la chiesa parrocchiale di San Giacomo, qui in una foto di molti anni fa. La chiesa era inserita in un antico complesso conventuale francescano. All'interno conserva alcune pregevoli opere d'arte del Seicento, tra cui un crocifisso ligneo. Ai lati dell'altare maggiore ci sono alcuni affreschi del secolo XIV. Siamo alla sorgente del Gorgazzo. L'acqua proviene dalle infiltrazioni degli altopiani del Cansilio e del Cavallo ed esce in questo ambiente naturale molto suggestivo, circondato da pareti di roccia, da una grotta molto profonda che è stata esplorata fino a oltre 210 metri di profondità. Il deflusso dipende anche dalle escursioni di livello della falda idrica sotterranea della pianura, per cui può succedere in certi anni che l'acqua non riesca a raggiungere la superficie. Questo è il torrente Artuia ed è il primo dei torrenti prealpini attraversati dalla ferrovia. L'Artuia esce da quei monti che vediamo sullo sfondo, in quel vallone, e esce con il nome di Cunaz. Ad Ardago cambia nome e si chiama Artuia fino allo sbocco, è un affluente dell'Ivenza. Per gran parte dell'anno il torrente è asciutto, ma quando ci sono le piene invernali, autunnali, si riempie di acqua e quindi può diventare anche pericoloso. Tutti i nostri torrenti prealpini, quando escono in pianura, ne vedremo anche gli altri dopo, perdono l'acqua che corre sottoterra e poi riemerge a valle nella zona delle risorgive, in questo caso delle risorgive verso Fiaschetti, verso Sacile. La valle da cui scende il torrente Cunaz in quel caso, ecco, è anche detta Valle di San Tomé, per la presenza di un'antica chiesetta storica, medievale, e qui proprio allo sbocco del torrente anche si trova una importante palestra di roccia che i frequentatori di Pordenone, del CAI di Pordenone, conoscono bene. Un altro storico tempietto di Dardago è la chiesetta di San Martino, che sorge solitaria a valle dell'abitato sulla riva destra dell'Artuia, non lontano dalla zona industriale. Risale al XVI secolo. Comprende un'unica aula con un solo altare e conserva alcuni pregevoli affreschi dell'epoca. L'opera più famosa, del pittore del Zocco, si trova oggi nella parrocchiale di Dardago. Dall'Artuia veniva derivata acqua per Dardago, Budoia e Santa Lucia. Era trasportata nella canaletta del Ruial, formata da elementi di pietra abilmente scolpiti con una sezione a U. Dalla fine del Settecento l'acqua fu utilizzata anche per azionare un mulino che apparteneva alla nobile famiglia Fullini di Polcenigo. Queste opere, in gran parte rovinate dal tempo, sono state recentemente restaurate. Dal ponte sull'Artuia si sale al castello di Aviano, un grazioso borgo medievale di particolare suggestione. Il castello era limitato da una cinta quadrangolare, di cui restano ancora alcuni tratti e diverse torri. Costruito dalla comunità di Aviano prima del 1000,
Il castello appartenne ai patriarchi di Aquileia, fu distrutto dai veneziani e venne ricostruito nel 1432. Personaggio celebre di questi luoghi fu padre Marco da Aviano, della famiglia Cristofori, il frate cappuccino, beatificato nel 2003, che nel 600 fu animatore della difesa di Vienna contro i turchi. Questa è l'ottocentesca chiesa di Santa Maria Maddalena di Villotta, parrocchia natia di padre Marco. Nel prato antistante c'è una grande statua bronzea del Beato. La casa della sua famiglia si trova nella frazione di Somprado. Siamo nella stazione di Aviano. Se confrontiamo questo edificio con le cartoline o le fotografie dell'epoca che rappresentano appunto la stazione quando è stata inaugurata, vedremo che sostanzialmente non sono avvenuti grandi cambiamenti. Ci sono però alcuni particolari che si sono conservati, come i fermascuri che bloccavano le ante quando erano aperte perché non si chiudessero con l'aria. Ecco, adesso siamo all'interno della stazione e passeremo a vedere un piccolo magazzino dove venivano scaricate le merci. Ecco, qui siamo quasi davanti al piccolo magazzino, una simpatica costruzione in legno, e davanti c'è il binario di servizio che arrivava con i carri merci. Nella piazza del Duomo ci sono alcuni edifici storici, come il Palazzo Menegozzi Carraro, il Palazzo Bassi, sede del Consiglio Comunale, e naturalmente il Duomo di San Zenone, che risale alla metà del Settecento. Ora proseguiremo verso il Colle di San Giorgio. Dopo una breve passeggiata nel bosco siamo arrivati sul panoramico Colle di San Giorgio, a 275 metri sul livello del mare. Qui c'è questa antica chiesetta di cui si ha notizia dal 1500, ma di origine probabilmente molto più antiche, cioè di epoca longobarda. C'è anche un antico borgo qui sopra, ma ormai mezzo distrutto. Da qui si gode anche una bella veduta sul santuario della Madonna del Monte, che si trova in quella direzione e che è meta di pellegrinaggi, soprattutto in questo anno, che è l'anno santo della Misericordia. Questo è uno dei tanti caselli disposti lungo la linea. Nei caselli vivevano i sorveglianti con le loro famiglie, sorveglianti o casellanti. La loro vita aveva anche un certo fascino. Curavano la manutenzione di un tratto di linea e soprattutto avevano il compito di chiudere le sbarre o i portoni del passaggio in livello più vicino. Dovevano chiudere le sbarre 5 minuti prima dell'arrivo dei treni e c'era sempre qualcuno che aveva fretta e che perciò voleva passare lo stesso, e ciò dava motivo di discussione con il casellante. Un'anziana casellante mi raccontava che per paura di non rispettare l'orario di chiusura del passaggio a livello teneva in casa una sveglia in ogni stanza. Entro un riquadro bianco sulle pareti laterali dei caselli era riportata in nero la distanza progressiva in chilometri dal capolinea Sacile. Dopo la stazione di Marsure, che era la seconda stazione nel territorio di Aviano, la linea prosegue al piede dei rilievi prealpini con boschi e prati e arriva alla stazione di Montereale Valcellina. Questa stazione si trova come altitudine al punto più elevato della linea, siamo a 296 metri sul mare, punto più elevato come stazione perché la linea prosegue ancora un poco e si alza un po' di più. Da qui si gode un bel panorama sulle cime della costiera più avanzata del gruppo del Monte Cavallo. La cima principale che si vede da qui è la Pala Fontana, che supera i 1600 metri, quindi sono cime di tutto rispetto. Sul piazzale interno delle stazioni non mancavano mai due elementi particolari, una fontanella e più discosto un piccolo fabbricato come questo, con finestrelle e due ingressi, dove c'erano i servizi igienici. Negli anni 30 solo le case signorili avevano i servizi all'interno.
Nella stragrande maggioranza, per motivi di igiene, i gabinetti erano in cortile. L'acqua del Cellina cominciò ad essere utilizzata razionalmente per scopi idroelettrici all'inizio del Novecento. Nella frazione di Malnisio si trova la prima centrale idroelettrica entrata in esercizio nel 1905 e dedicata al direttore dei lavori ingegnere Antonio Pitter. Nella centrale, come è noto, ci sono turbine e alternatori che trasformano l'energia dell'acqua in energia elettrica. Qui alle mie spalle ci sono due esempi di ruote delle turbine. Queste sono turbine di tipo Pelton ad asse orizzontale. All'interno sono state conservate tutte le attrezzature idroelettriche antiche, per cui la centrale è diventata un museo dell'energia e di archeologia industriale. Ma a prescindere da questo luogo è diventato anche un polo di attrazione culturale grazie alle iniziative dell'amministrazione comunale, dell'immaginario scientifico e del Circolo per le Antiche Vie. Dal sentiero che sale al castello di Montereale si può godere di questo bellissimo panorama su Montereale stessa, sulla pianura e sul Cellina. Montereale ha origini antichissime. Il professor Aldo Colonnello ricorda che le prime notizie su Montereale possiamo trovarle addirittura nello scritto dello scrittore latino Plinio il Vecchio, che nomina una città Cellinia che era già scomparsa ai suoi tempi e che pare identificarsi con Montereale, o perlomeno nella zona di Montereale. E infatti sono stati trovati in questa zona molti reperti risalenti a varie epoche e anche all'epoca pre-romana. Da qui si può vedere l'alveo del torrente Cellina, che per gran parte dell'anno resta asciutto. Ma durante le piene autunnali e primaverili, come tutti i torrenti che scendono dalle prealpi nostre, si riempie di acqua. Inoltre da questo punto si possono vedere anche i tre ponti sul Cellina, i ponti più vicini. Quello più lontano è il ponte Giulio, poi più vicino è lo snello ponte della strada regionale e infine quello più vicino, ancora più vicino a noi, è il ponte della ferrovia. Al di là del Cellina si scorge l'abitato del Vajont, un comune creato dopo la tragedia del 1963 da alcune famiglie del paese di Erto e di Casso. Montereale era dominato dal castello dei signori di Montereale e le sue origini risalgono a prima del 1000 e praticamente dal 500 è stato poi abbandonato. Probabilmente a seguito dei terremoti, il famoso è stato il terremoto del 1511 che ha distrutto molti castelli del Friuli. Siamo a circa 500 metri di altitudine sul colle detto appunto il Castello e attorno al castello stesso sono stati trovati molti reperti di origini antiche, anche di origine preistorica, nonché di tempi più recenti perché era frequentato da pastori questa zona. È stato trovato anche uno strumento musicale risalente a epoche antiche, quelli che normalmente si chiamano scacciapensieri, e questi reperti, uniti a quelli trovati poi nel piano vicino a Montereale, sono conservati nel museo archeologico comunale del Montereale. Ci troviamo nell'ultima parte della Valle del Cellina, prima della stretta di Ravedis, dove è stata costruita una diga che ha formato il lago che vediamo qui sotto. Siamo in un periodo di magra perché il lago serve per l'irrigazione, quindi in questo periodo si deriva parecchia acqua, ma il lago serve anche per la produzione di energia elettrica, ma soprattutto lo scopo primario suo è quello della trattenuta delle acque di piena, e questo per difendere la pianura appunto dalle alluvioni, la bassa pianura liventina. Il bacino è incuneato tra la Pala d'Altei e il Monte Fara. Il Monte Fara ricorda la presenza di una famiglia longobarda, cioè una Fara, come altri posti del Friuli, per esempio Fara di Sonzo. Da qui si può vedere anche il viadotto della nuova strada statale che ha sostituito la vecchia strada della Valcellina costruita all'inizio del secolo scorso in concomitanza con la costruzione dei primi impianti idroelettrici del Cellina.
La chiesetta di San Rocco, che sorge presso il cimitero, risale al XV secolo. Racchiude un prezioso ciclo di affreschi della metà del Cinquecento del pittore Giovanni Maria Zaffoni, detto il Calderari. Maniago. Lungo la linea questa era la stazione principale e anche la più trafficata per merci e viaggiatori. In tempi più recenti qui prendevano il treno molti pendolari, studenti soprattutto, e militari. Il periodo d'oro delle ferrovie italiane è stato quello attorno agli anni 30. Le locomotive maggiori pesavano anche oltre 200 tonnellate e sviluppavano una potenza di 4.000, anche più, cavalli. Il primo carro dietro la locomotiva si chiama tender e serve per trasportare il carbone e l'acqua. Le locomotive che circolavano nelle linee secondarie come questa erano minori e spesso avevano incorporate le casse per l'acqua e il carbone. Poco fuori dalla stazione il treno supera il torrente Colvera su un alto ponte di pietra. Dalla piazza sono ben visibili i resti del castello del signore d'Attimis Maniago. Essi erano membri del Parlamento della Patria del Friuli, un organismo politico-amministrativo dell'epoca patriarcale. Addossata al muro del castello c'è la cappella di San Giacomo del XIII secolo. Sull'ampia piazza Italia prospettano alcuni storici edifici, come la Villa Attimis del XV secolo, l'Oratorio dell'Immacolata, la Loggia Comunale e anche un edificio con un affresco che rappresenta il leone di San Marco. Elemento di spicco è pure la fontana centrale su scalinate. Un po' discosto dalla piazza si trova il Duomo di San Mauro, citato per la prima volta nel secolo X. Ha un bel rosone e un portale in stile gotico. Al suo interno preziose opere artistiche dei secoli dal XIV al XVIII. Di Maniago era il famoso protagonista del cinema italiano Antonio Centa, nato nel 1907 e scomparso nel 1979. In questa foto lo si vede assieme ad Alida Valli. Il Colvera, il corso d'acqua di Maniago, scende dalla conca di Frisanco e di Poffavro in una profonda e suggestiva forra che si trova alle mie spalle. La forra, detta anche il bus dal Colvera, è stretta tra il Monte Iof e il Monte San Lorenzo. Sulle pendici del San Lorenzo si apre una famosa grotta carsica che è detta Bus degli Aganis. Le Aganis o le Aguane sono dei mitici personaggi abitatrici di grotte e di acque. L'acqua del Colvera ha alimentato per secoli opifici, battiferri di Maniago che sono stati alla base dello sviluppo industriale della città, oggi conosciuta come città delle coltellerie. Molte vecchie attrezzature sono esposte nel Museo dell'Arte Fabbrile e delle Coltellerie. Fanna Cavasso. La stazione porta un doppio nome perché si trova quasi al confine tra i comuni di Cavasso Nuovo e di Fanna. Ma possiamo darle anche un'interpretazione storica. Infatti una volta Fanna e Cavasso erano riunite in una sola comunità che dipendeva dai signori di Polcenigo Fanna. L'origine più probabile del toponimo Fanna pare sia Fanum, cioè un bosco sacro agli dei di Roma. L'altura boscosa che si trova alle mie spalle ha nome Monte Lieto, un nome che non dipende da un particolare motivo di letizia. Infatti l'origine del toponimo è Modolate, cioè un bosco di medui o querce o cerri. Sul punto più settentrionale dell'altura si trovava il castello di Mizza, che era la residenza dei signori di Fanna Polcenigo. Le origini della chiesa parrocchiale di San Martino di Fanna risalgono all'VIII secolo. La chiesa apparteneva all'abbazia benedettina di Santa Maria di Pomposa di Ferrara. All'interno conserva opere del 600-700 e dipinti del giovane poeta soldato fannese Vittorio Cadel, morto nel 1917 sul fronte della Grande Guerra. Siamo nella piazza Plebiscito di Cavasso Nuovo, davanti all'imponente sede municipale.
Il massiccio edificio, un po' castello e un po' palazzo, è detto Palasat. Vi sono ospitati il Museo dell'Emigrazione e il Museo della Civiltà Contadina, dedicato al professor Diogene Penzi. Fatta eccezione per il sacilese, la parlata locale dei paesi attraversati dalla ferrovia è il friulano nelle sue molteplici varietà. Un esempio di asino, la parlata della Val d'Arzino e della Val Cosa, è la poesia di Eddie Bortolussi di Forgaria, letta da Maria Sferrazza. Viglie, disore te chiamare, anche che stan li sbalissa son prontis, plenis come ognan, con gli stassutis de robe coside e lavade, robe mettude e fruiade, la vie palmont. Un emandis quindon, e appoiat trimant 4.000 di vignal, rusis e boi, pierduts d'un chianton, d'ogni spali dal plomb, con mani de chiacce e slusi dal martiel. La mari per stiale, e va sempre cidine così scarpezza a ponte, neris di vilut, e viarza la vitrine, poi siare un scansel. Anche il socura si siare con chel. Ma c'è Isalmo che spartica l'ingroppe, che ste smare si sinta l'ultim salut, che ste sgrife sul cur e che struscli cagliemple la bocche dal pues de peraule. Ah, partide nandì, paltroi de taviele, sfantant liser ste rosade de gnot, cul chiant antic dal tiliment dal cur, fer come la luce dal mond che si lasse. Siamo nell'alveo del Meduna, a valle della strettoia dei Monteli, cioè dei monticelli, delle collinette. Il treno passa sul ponte che si vede alle mie spalle, che ha 9 campate, 3 centrali di 25 metri e 6 laterali di 16. Sul ponte sono passate le vecchie vaporiere, sono passate poi le automotrici diesel Litorine e poi le automotrici dette minuetto più moderne. Non elettrotreni perché la linea è elettrificata solo nel tratto tra Osoppo e Gemona. Sullo sfondo si vedono alcune montagne e tra queste il Monte Frascola, che è la montagna più alta della Val Tramontina. L'inaugurazione della linea pedemontana è venuta nell'ottobre del 1930, ma molti manufatti come questo ponte erano già stati costruiti all'inizio degli anni 20. Prima della costruzione del ponte ferroviario, le due sponde erano unite da un ponte di legno o passerella per pedoni e carretti. Le grandi piene spesso lo travolgevano, ma poi veniva regolarmente ricostruito. Siamo arrivati a Meduno, allo sbocco della Val Tramontina. Questa stazione della Pedemontana, come molte altre, possono essere considerate anche un simbolo del lavoro friulano nel mondo. Infatti da queste stazioni sono partiti migliaia di emigranti e molti senza ritorno. Alcuni però hanno fatto anche fortuna. Un nome per tutti è il Giacomo Cecconi di Pielungo, che oltre ad essere un benefattore della sua valle, a Pielungo si è costruito una villa castello che oggi è una meta turistica. Tra gli emigranti di Meduno ricordiamo lo scalpellino Luigi Del Bianco, nato nel 1892 e morto di silicosi nel 1969. Questa è la sua casa natale nel borgo del Bianco, che sorge a circa 500 metri di altitudine in un luogo molto panoramico sulla pianura. Luigi è partito giovanissimo da questi luoghi per l'America, dove trovò lavoro nell'edilizia. In seguito divenne capomastro nel cantiere per le famose sculture del Monte Rushmore, nel Sud Dakota, rappresentanti i volti di 4 presidenti degli Stati Uniti. I presidenti ritratti sono Washington, Jefferson, Teodoro Roosevelt e Lincoln. Come si sa, la Pedemontana è a binario unico, però dal punto di vista della sicurezza è dotata dei più avanzati sistemi di controllo e di blocco. Siamo all'interno del castello di Toppo,
un maniero ricordato già in un documento del 1220. Apparteneva alla famiglia dei signori di Toppo, è stato recentemente restaurato e oggi è diventato meta di passeggiate e di incontri culturali. La piana coltivata di Meduno e di Travesio, vista dal castello di Toppo. Toppo è un bel esempio di abitato rurale conservato con le sue piazzette, i suoi cortili e i suoi portoni. Come Polcenigo fa parte dei borghi più belli d'Italia. Uno dei problemi dell'agricoltura friulana è stata da sempre l'elevata frammentazione della proprietà fondiaria. Quando le ferrovie iniziarono ad espropriare i terreni per la pedemontana, si trovarono davanti a centinaia di proprietà, a volte con difficili storie catastali, anche con molti titolari emigrati e non più reperibili. Siamo alla stazione di Travesio, 215 metri sul mare, 46 km circa di distanza da Sacile. La stazione era punto di riferimento per i paesi della Valcosa e di altri. I fan di Sequals di Travesio erano famosi terrazzieri e mosaicisti e proprio in questa stazione ci sono ancora dei pavimenti dell'epoca realizzati da artigiani locali. Per una veduta di Travesio dall'alto, ora saliremo sul colle di San Giorgio. Per arrivare sul colle di San Giorgio, dove c'è questa chiesetta, abbiamo percorso un sentiero della memoria aperto dagli alpini della Valcosa a ricordo dei compagni caduti in guerra e anche a ricordo di alcuni episodi particolari della storia degli alpini. Nel panorama si distingue bene l'antica pieve di San Pietro, ricordata in una bolla papale del 1174. All'interno conserva notevoli opere artistiche del passato, in particolare del Pilacorte, del Pordenone e di Pomponio al Matteo, che era suo genero. In epoca preistorica, sul colle, sorgeva un castelliere, cioè un antico villaggio fortificato. Dopo Travesio il Cosa si infossa e la ferrovia supera il torrente su questo ponte. Siamo vicini alla borgata di Madonna del Zucco e un po' più avanti c'era anche la stazione, una piccola stazione di Castelnuovo del Friuli. La pendenza di questa tratta è del 15 per 1000. Lo scartamento della linea, cioè la distanza fra i due binari, è quello normale di 1435 mm. In curva però lo scartamento è leggermente superiore. In questa località veniva prelevata dell'acqua per le rogge di Lestans e di Spilimbergo e questa esiste ancora. Di questi prelievi si hanno notizie fino dal 1290. La buona esposizione dei colli di Castelnuovo favoriva la frutticoltura e la viticoltura. Vini autoctoni erano lo Siarlin e l'Uccelot come vini bianchi e il Forgiarin e il Piccolin neri come vini neri. Siamo arrivati a Pinzano, capolinea della tratta Sacile-Pinzano e qui il primo treno è arrivato il 10 gennaio del 1912 sulla linea Portogruaro-Gemona. Pinzano, dopo l'arrivo della ferrovia da Sacile, della Pedemontana, è diventato un significativo nodo ferroviario. Ci troviamo sotto della scritta appunto della stazione, ce ne sono due scritte e una con caratteri in rilievo è la scritta più vecchia. Qui vediamo alcuni particolari come l'orologio, gli altoparlanti e le due campanelle con suono diverso che segnalavano l'arrivo dei treni o da Sacile o da Casarsa e quella di destra da Gemona. A Pinzano si rifornivano le cisterne che portavano l'acqua nelle stazioni e anche nei caselli ferroviari che si trovavano lungo la linea e che erano privi di allacciamento all'acquedotto, perché in quel tempo c'erano pochi acquedotti. E il rifornimento avveniva attraverso un idrante con tubo girevole, che dopo vedremo, e in questa stazione c'era anche una piattaforma girevole sulla quale salivano le locomotive per cambiare il verso di marcia.
Qui siamo sotto sotto l'idrante, a tubo girevole, e le locomotive oppure le cisterne si mettevano qui sotto. C'era il manovratore che con questa catena faceva ruotare il tubo e con la saracinesca poi apriva l'acqua e riempiva le cisterne. Ricordo che sulla tratta Casarsa-Pinzano il servizio viaggiatori è stato soppresso nel 1967. Poi hanno continuato a viaggiare, però alcuni treni merci ogni tanto arrivavano fin qua. Risalendo la ferrovia dalla stazione di Pinzano siamo arrivati in questo luogo che ora è quasi completamente immerso nella vegetazione. Qui, quando era necessario, si fermavano i treni per far scendere o salire i soldati che erano in servizio presso l'osservatorio. Loro scendevano qui, c'è una piccola rampa, una scaletta che raggiunge la strada, e alloggiavano presso una casermetta che era stata costruita per loro. Proseguendo lungo la linea adesso arriviamo all'imbocco di una galleria. La galleria è lunga circa 300 metri, ha una sezione, come si dice, policentrica ed è rivestita in pietra. A Pinzano sono da visitare la chiesa parrocchiale, che possiede alcuni affreschi del Pordenone, e il castello esistente fin dal XIII secolo. Dal castello c'è una bella vista verso il Tagliamento e il Monte di Ragogna. Ci troviamo sul Col Pion, che è uno dei colli di Pinzano, dove negli anni 30 è iniziata la costruzione di questo monumento che doveva diventare un ossario per i caduti tedeschi durante la Prima Guerra Mondiale. Eravamo alla vigilia della Seconda Guerra Mondiale, per cui i lavori sono stati interrotti e il monumento non è mai finito. E nel dopoguerra, negli anni 50, così nel periodo della Guerra Fredda e anche dopo, il monumento è stato impiegato come osservatorio militare. C'era sotto, sulla ferrovia, c'era un casello ferroviario che è stato trasformato in stazioncina militare, dove però non si fermavano i treni viaggiatori, ma arrivavano i soldati e avevano una propria casermetta qui sotto, e poi il monumento, appunto qui questa zona, è stata utilizzata come osservatorio. Una curiosità scientifica è che all'interno di questo monumento vive una piccola colonia di pipistrelli. Ci troviamo nel Greto del Tagliamento, a valle della strettoia tra Pinzano e Ragogna. Qui il fiume si apre alla pianura. Questo luogo è stato sempre un punto di attraversamento del fiume, in barca oppure a cavallo o anche a guado, fin dai tempi antichi. Ne parlano lo scrittore latino cristiano Venanzio Fortunato e lo storico longobardo Paolo Diacono. Oggi le due sponde sono unite da un ardito ponte in cemento armato a una sola campata, lunga circa 200 metri. Questo ponte ha sostituito il precedente a 3 campate, che era stato costruito nel 1906 e fu abbattuto dopo la grande piena del novembre del 1966, perché una pila era stata scalzata. In passato la strettoia era controllata dai castelli di Ragogna, quello superiore e quello inferiore, in sinistra, e dal castello di Pinzano in destra. Il castello di Pinzano si intravede anche in alto e più vicino c'è invece l'osservatorio ossario. Siamo sul monte di Ragogna, a poco più di 500 metri di altitudine. Questa montagna può essere considerata come l'ultima piega orogenetica verso la pianura. È costituita da rocce conglomeratiche che sono molto resistenti,
Tanto è vero che in passato, una volta, usavano questa roccia per fare le macine dei mulini. Da quassù si gode di un ottimo panorama che offre vari spunti sulla geografia e sulla storia di questo territorio. A cominciare dal fiume Tagliamento, che scorre qui sotto e che proprio in questo tratto chiude la parte montana. Da qui si vedono il settore inferiore della Val d'Arzino e una parte della Val Cosa. La ferrovia si sviluppa sulla sponda destra del fiume, attraversa l'Arzino su un ponte di ferro e quindi arriva alla stazione di Forgaria. Poi prosegue e raggiunge la stazione di Cornino. Tra Cornino e Cimano la ferrovia supera il Tagliamento su un ponte diviso in due tratte che si appoggiano alle rive e all'isolotto del Clapat che si trova in mezzo al fiume. I paesi che si vedono alle mie spalle, a cominciare da sud, sono Clausetto con la frana del 1914, avvenuto nello stesso anno dell'inaugurazione della ferrovia, e poi Vitodasio, Anduins, più in basso Casiaco e Flagogna, e quindi Forgaria con le sue numerose borgate. Più a nord si vede Cornino, il ponte sul Tagliamento e al di là di questo la piana con il campo di Osoppo. Il monte di Ragogna è solcato da molte trincee, postazioni militari, perché proprio su questa montagna, durante la ritirata di Caporetto, su questa montagna e in particolare anche sull'isolotto del Clapat, si è svolto uno degli ultimi episodi di resistenza organizzata da parte dell'esercito italiano. Molti cimeli di quella battaglia sono stati raccolti, conservati e sono esposti al Museo della Grande Guerra di Ragogna. Uscito dalla galleria di Pinzano, attraversato sul ponte il torrente Pontaiba e quindi l'Arzino, il treno arriva qui alla fermata di Forgaria. Siamo nella borgata, nella frazione di Flagogna, che è comune di Forgaria nel Friuli. Il primo treno arrivò qui nel 1° novembre del 1914 e all'inaugurazione della tratta Pinzano-Gemona. Così si completava l'intero percorso della ferrovia del Tagliamento, cioè della Portogruaro-Gemona. Qui in questo luogo sorgeva una graziosa piccola stazione che fu abbattuta dopo il terremoto del 1976. La Valle dell'Arzino, con i comuni di Forgaria nel Friuli e di Vitodasio, è stata una delle valli più colpite dal terremoto del 1976. A Forgaria ci sono state 90 e oltre vittime, a Vitodasio 17, ma grazie agli aiuti internazionali anche e naturalmente regionali e statali e grazie soprattutto alla tenacia degli abitanti, i paesi sono rinati e nel giro di una decina d'anni la ricostruzione è stata ultimata. La stazione, si vedono ancora i resti della pavimentazione, era intestata a Forgaria Bagni Anduins e l'attributo di Bagni Anduins ricordava la presenza delle fonti solforose di Anduins che hanno avuto il loro periodo d'oro negli anni 30. In quel periodo Anduins aveva una capacità ricettiva di circa 500 posti letto e molti si recavano ad Anduins per la cura delle acque. Addirittura le ferrovie dello Stato praticava degli sconti per chi arrivava qui a Forgaria per dopo raggiungere Anduins per la cura. Dai prati che oggi ricoprono il piazzale della stazione si vede bene l'abitato di Vitodasio. Vitodasio è stato il paese natale di Jacopo Ortis, anzi in realtà si chiamava Gerolamo Ortis. Era uno studente di Padova che si è ucciso per ragioni misteriose, si è ucciso a 22 anni. Ugo Foscolo è venuto a conoscenza di questo fatto e l'ha utilizzato per redigere il suo romanzo epistolare Le ultime lettere di Jacopo Ortis. Alla mia sinistra, su un colle che domina la frazione di Flagogna, vediamo il castello, l'antico castello di Flagogna che è stato abbattuto da un terremoto nel 1348
Faceva parte del complesso dei signori di Pinzano e qui abitava una castellana appunto che era della famiglia di Pinzano. Quel terremoto ha fatto anche delle vittime e soprattutto sono periti sotto le macerie sia la castellana con i propri figli sia gli abitanti del castello. Il castello poi è stato lasciato abbandonato e recentemente però è stato in parte ricostruito. Non è possibile parlare di treni in Val d'Arzino senza ricordare un grande personaggio e benefattore della valle. Giacomo Cecconi, nato nel 1833 e morto nel 1910. Lasciò la valle come pastorello, come povero pastore, e si trasferì a Trieste a 15 anni. Lì studiò nelle scuole serali, lavorò nel settore edilizio e poi delle ferrovie e divenne in seguito uno dei più grandi costruttori di ferrovie dell'impero austro-ungarico. Per questo motivo da parte dell'impero austriaco gli fu conferito un titolo onorifico, un titolo nobiliare, che venne poi confermato anche dal re d'Italia. Siamo vicini a uno storico ponte sull'Arzino, il ponte dell'Armistizio, che ricorda la fine della Prima Guerra Mondiale. Dopo la battaglia di Vittorio Veneto, austriaci e tedeschi si sono ritirati e hanno lasciato la valle il 30 ottobre del 1918. Ci sono stati alcuni giorni di incertezza e poi il 3 novembre sono arrivati proprio in questo luogo i primi soldati italiani. Il 3 novembre è stato anche firmato l'armistizio tra Italia e l'impero austriaco e quindi il ponte ha preso il nome di Ponte dell'Armistizio. Siamo alla fermata di Cornino, ma anche qui sorgeva una stazione che è stata abbattuta dopo il terremoto del 76 e non è stata più ricostruita. Siamo sempre nel territorio comunale di Folgaria nel Friuli e se vogliamo dare una notizia così curiosa, storica, pur appartenendo a Folgaria, Cornino faceva parte dal punto di vista ecclesiastico della pieve di Osoppo. Ci troviamo quasi sul bordo del tagliamento, in un suggestivo ambiente di risorgiva. L'acqua è stata utilizzata anche per formare dei piccoli bacini, i laghetti Pacar, che servono per svago, per motivi naturalistici e per la pesca sportiva. Siamo sulla riva del lago di Cornino, a 155 metri sul mare. Il lago è nato con una frana antica che ha sbarrato questa piccola valle. Ora è alimentato da sorgenti subacquee. Ha una superficie di 8.500 metri quadrati circa e la profondità massima è di 8 metri. Il lago è famoso per la trasparenza delle sue acque, per il colore intenso verde e azzurro e per la naturalità dell'ambiente che lo circonda. Fa parte di una riserva naturale regionale dove vive una nutrita colonia di grifoni. Siamo arrivati sul ponte a travata d'acciaio che unisce le due sponde del tagliamento tra Cornino e Cimano. Il ponte è stato realizzato in due tronchi, questo dove ci troviamo e quello successivo, che si appoggiano all'isolotto del Clapat. La struttura era stata dimensionata per 2 binari, ma il secondo binario non fu mai realizzato e quindi anni dopo lo spazio disponibile servì per il ponte stradale. Questi luoghi sono stati ricordati per la battaglia di Arresto che durante la Grande Guerra, nei primi giorni di novembre del 1917, dopo la rotta di Caporetto, la brigata Bologna con altri elementi sostenne contro le truppe di invasione austro-tedesche. A ricordo dei caduti di quella battaglia, sul Clapat fu eretto un cippo che adesso raggiungeremo. Dopo il ponte sul tagliamento, la prima fermata era quella di Cimano, che però è stata soppressa da molti anni. Abbiamo sfiorato la fermata di Cimano e adesso siamo nella stazione di Maiano. Tutte le stazioni e le fermate in sinistra del tagliamento erano state chiuse già da molti anni. Una curiosità è che Maiano, il centro di Maiano, si trova a più di 3 km di distanza dalla stazione.
E un'altra particolarità è che la stazione stessa sorge in territorio di Osoppo, però si chiama stazione di Maiano. La ferrovia prosegue sul bordo del campo di Osoppo, un'area naturalistica con praterie e risorgive, in particolare con le sorgive di Bars. Dalla stazione di Maiano abbiamo raggiunto le praterie del campo di Osoppo, un suggestivo ambiente magredile con un vasto panorama verso le montagne prealpine. Qui si incontrano tipiche varietà di flora e di fauna, alcune, come nei Magredi del Cellina, nei territori di Cordenons, San Quirino, Vivaro, Montereale Valcellina, Maniago e San Giorgio della Ricchinvelda. Sono ideali luoghi di caccia per molti rapaci che arrivano fin qua anche dai monti vicini. Il complesso floristico è ricco e vario. Molte sono le specie di origine alpina. Un endemismo dei Magredi del Cellina è la crambe tataria, originaria dalla Pannonia, e una leggenda vuole che essa sia arrivata qui con le prime invasioni ungaresche nei secoli IX e X. Questi prati sfumano a est verso l'ambiente naturale delle sorgive di Bars, che sono alimentate da infiltrazioni laterali del fiume Tagliamento. Una volta l'acqua era utilizzata per far funzionare un mulino di origine molto antica, e il mulino del Cook. Oggi in questa zona è stato creato un impianto itiogenico di notevole importanza. In tutte le epoche, anche ai tempi di Napoleone, il campo di Osoppo è stato utilizzato per manovre militari. Siamo vicini alla stazione di Osoppo. Il fabbricato della stazione è nuovo perché era stato abbattuto dal terremoto del 76. La stazione di Osoppo non fa servizio viaggiatori, ma è diventata uno dei principali scali merci della regione, essendo connessa con la zona industriale di Rivoli. Alle mie spalle si intravede Gemona, adagiata sull'ampia conoide alluvionale del torrente Vegliato. I monti di Gemona sono il Chiampon e il Quarnan, che sono due monti molto vicini nello spazio, ma lontani come età geologica. Osoppo è sorta al piede di una storica rocca fortificata, dove adesso ci troviamo, a 310 metri sul livello del mare. Il forte risale all'inizio del VII secolo e dal 1328 fino al 1797, quando arrivò Napoleone, fu sede e residenza dei signori di Savorgnan, che si chiamavano Savorgnan del Monte, appunto perché abitavano qui, mentre i Savorgnan di Pinzano erano detti della Bandiera. Il panorama che si vede dal forte è molto vasto e arriva fino alle lontane cime della selva di Tarnova. Durante i moti risorgimentali del 1848, 300 patrioti si ritirarono qui sul forte e resistettero per 6 mesi all'assedio degli austriaci. Per questo motivo il comune di Osoppo è stato insignito della medaglia d'oro al valor militare. Nel 1923 il forte è stato dichiarato monumento nazionale. Ed eccoci alla stazione di Gemona del Friuli, capolinea della Pedemontana, dopo un viaggio ideale in treno di circa un'ora e mezza su un percorso di 75 km circa. Qui la linea Pedemontana confluiva nella Pontebana, cioè nella linea Udine-Tarvisio. Il tratto fino a Tarvisio era stato inaugurato nel 1879. Gemona fu un'importante stazione romana sulla via Iulia Augusta. Il terremoto del 1976 l'ha quasi completamente distrutta, ma poi nel giro di una decina d'anni è stata ricostruita e ora è il simbolo della rinascita del Friuli. Elementi storico-architettonici fondamentali della città sono il Duomo, costruito tra la fine del 1200 e l'inizio del 1300, il campanile e il castello che presenta un'alta torre. Visitata Gemona, immaginiamo di ripartire per Sacile con le prime ombre della sera. Le montagne scompaiono nel buio, ma le loro sagome si individuano ancora grazie alle luci delle borgate che le costellano. Ormai più luci che abitanti.
Arrivati al termine del racconto, sullo schermo dovrebbe apparire la parola fine, ma abbiamo deciso di non metterla. Pensiamo infatti di non aver interamente descritto la storia della Pedemontana e dei luoghi attraversati. Molte vicende saranno conservate solo nel silenzio e nella memoria degli addetti ai lavori. Capistazione, capitreno, macchinisti e fuochisti, controllori e manovratori, casellanti e altri operatori. Ma resteranno pure nel ricordo indelebile di tante forzate partenze da una terra di dolorose diaspore e di pochi ritorni. Forse la sospensione del servizio lungo la ferrovia, nel luglio del 2012, è stato un motivo per riscoprire la sua importanza storica e sociale nel tempo. Grazie quindi a tutti quelli che in vario modo hanno aiutato Romina, Ivan e me in questa coinvolgente avventura.